Allora, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Vediamo se qua è tutto funzionante. Ciao, grazie anche per la pazienza, l'attesa magari di qualche minuto. Ciao Tiziana, Anna, Paola, Franco, Rossella, Riccardo, Romana. Eccomi qua, Romana, non si sentiva niente perché sono arrivato adesso. Ciao a tutti, davvero. Vediamo insieme che cosa c'è sui giornali di oggi. Buona domenica, intanto vi anticipo, oggi è il 21 febbraio, quindi vi anticipo quello che abbiamo già lanciato in questi giorni per quanto riguarda le televisioni del gruppo Media Nord-Est, e quindi stasera ci sarà in onda un documentario che ricorda questo anno terribile, l'anno non vissuto. Io non so ovviamente che impressione avete avuto voi. Io sono sconvolto dalle notizie di cronaca, soprattutto del Veneto di queste ore, con i suicidi dei genitori con i figli, con i bimbi piccoli, di questo imprenditore che si è suicidato perché da un anno non lavora. E queste secondo me sono le notizie pazzesche che dovrebbero farci riflettere sulle conseguenze di questo anno orrendo, ovviamente, dal quale ancora fatichiamo a uscire. Siccome si è detto tutto il contrario di tutto, come abbiamo più volte spiegato, ciao Marica Nirvana, buongiorno anche a voi, come abbiamo più volte spiegato, in questo anno si è detto tutto il contrario di tutto. Noi partiremo dai fatti, cioè da quel pomeriggio del 21 febbraio, quando, lo ricordo sempre, Zai era ad Antenna 3 per un'intervista, entrò in studio dicendomi: a Varina abbiamo i primi due casi. Come i primi due casi? E fu da lì, si è squarciato un mondo, ovviamente un velo, ed è cominciato tutto questo incubo nel quale ancora oggi siamo e dal quale difficilmente stiamo uscendo con le capacità, mi sembra di vedere, messe in campo. Ciao Antonella, buongiorno a tutti. Allora, quello che è spettacolo, non so Rossella se parli della nostra copertina, devo ringraziare il mitico Andrea che ha prodotto la copertina di Ringa. Facciamo magari un po' più breve all'inizio, ma è per avvertirvi dell'arrivo della diretta, diciamo, se no è un po' troppo tempo di attesa. Guardate, oggi le cose sono del documentario di Antena 3 quest'anno sull'anno del virus. Vi ho detto alle 21:15. Draghi convoca il Consiglio dei Ministri alle 9:30 lunedì, cioè domani alle 9:30, quindi non lo convoca di sera, di notte come facevano quelli di prima, alle 9:30. Il problema è che pare che i concetti da affrontare siano un po' pochini. Pare che l'unica cosa sia quella di prorogare la durata del divieto di passaggio di regione in regione fino al 5 marzo, altrimenti scadrebbe il 25. I drammi, Treviso, oggi Padova ancora si racconta di questo imprenditore tribano, quindi due genitori con due figli di meno di 2 anni che si sono suicidati ieri, e oggi appunto trovate sui quotidiani anche la storia di questo imprenditore del mondo degli eventi. Gli insulti alla Meloni, il Gazzettino titola, dopo ci arriviamo, di questo professore come quello dell'altro giorno di Padova, ricordate, no? Che ha insultato Salvini dicendo pezzo di M. Questo invece è un docente di storia, Gozzini, di Siena, mi pare, che dà della pesciarola, vacca, scrofa, rana dalla bocca larga a Giorgia Meloni. Diciamo, questo professore di sinistra, come sempre con la sua puzza sotto il naso, evidentemente si sente in diritto di commentare la politica con la democrazia, con gli insulti, e ovviamente ha riconosciuto questo suo atteggiamento schifoso, perché di altre definizioni non si può avere, nei confronti di chiunque potesse eventualmente tenere questo comportamento con questi insulti, perché si sente in diritto di insultare lui, la sua superiorità evidentemente. E chi l'ha umiliato? Una persona soltanto, che si chiama Sergio Mattarella, capo dello Stato, che ha telefonato a Giorgia Meloni. Quindi non il professor Gozzini, ma un tale Sergio Mattarella che ha umiliato questo professore, che evidentemente non ha le capacità per insegnare. Una persona che si comporta così e insulta in questa maniera un leader politico, chiunque esso sia. Ma lui è professore universitario, quindi evidentemente è superiore a tutti noi, quindi se lo può permettere. È sparito il medico eroe. Poi vi raccontiamo anche questa vicenda. Ricordate che aveva criticato pesantemente la regione, l'assessore Lanzarini in Veneto. Il Gazzettino titola: il Veneto contagi a quota 1000. Questo è un dato preoccupante, anche se di tutte le varianti, l'abbiamo detto più volte, probabilmente ci stiamo preoccupando in maniera eccessiva, ma davvero abbiamo 10
15 giorni, quante volte ce l'hanno detto in passato, ma io credo 10-15 giorni per capire davvero che cosa sta succedendo. Quindi è possibile che in questi 10-15 giorni noi capiremo se torneranno a esplodere i contagi oppure si resterà in questa media, e quindi significa che nell'arco di breve poi aumenteranno, spero, le vaccinazioni. Ora vi leggo le percentuali dell'Europa rispetto al mondo e veramente c'è da ridere. Io spero in 10-15 giorni ne usciremo. Purtroppo, se è vero come è vero che stanno aumentando i contagi anche in Veneto, ma di poco ovviamente, quindi dobbiamo vedere nell'arco della prossima settimana, capiremo che cosa succede. Riccardo, che dici? Forse si è accorto di averla fatta fuori dal vaso, è un po' di paura di perdere la cattedra. Ma cosa? Riccardo, tu credi davvero che perderà la cattedra come dovrebbe essere normale, diciamo, per un insulto di questo tipo, per una persona che evidentemente è inadatta? Perché va bene, è un altro contesto, un collegamento radio, video, social, cosa cavolo era, e questo si permette di dire, dare la pesciarola con quella supponenza a un leader politico. Bene, contestano, non sei d'accordo, contesta, di che sono fascisti come dicono tutti quanti, tanto ormai è abbastanza facile, no? Ma il problema è che non succederà nulla. Io mi auguro che questa persona non faccia anche politica, ovviamente, nelle sue elezioni, ma mi auguro che non sia così. Repubblica titola: la mossa degli industriali. Attenzione, 2 mesi dopo, Repubblica titola: la mossa degli industriali, solo perché lo dice Bonomi, vaccinazioni in fabbrica. Questa roba qui gira da 2 mesi e l'ha detto Carraro in Veneto, il presidente degli industriali del Veneto. L'abbiamo ospitato varie volte in questi mesi ed è da mesi che dice di vaccinare le persone, di mettere a disposizione le aziende, le imprese pronti ad aiutare, a essere punto di collante di riferimento sul territorio, i nostri capannoni per vaccinare le persone. Insomma, qual è la novità per cui dobbiamo aprirci Repubblica oggi? Solo perché l'ha detto Bonomi. Emilia Romagna 24% anziché 30% mi sembra eccessivo arancione. Questo non so cosa sia, Stefano, devi dirci tu perché non apro il link. Dunque, Corriere invece, vaccini in stazioni e tende, che è quello che fondamentalmente ha chiesto il Presidente del Consiglio Mario Draghi, quando ha detto tutti i luoghi pubblici e privati per procedere alle vaccinazioni. Ma come siamo con le vaccinazioni noi nel mondo? I migliori! Ed eccolo qua, su Corriere di oggi, questa è la percentuale di cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino Covid-19, e nell'almeno chiaramente noi andiamo meglio, perché siamo a poco più di 3 milioni, mi pare 3 milioni e qualcosa, ma le vaccinazioni doppie sono 1,5 milioni forse, quindi complete. Israele ha vaccinato il 49, metà popolazione, va bene, sono come gli abitanti della Lombardia, 9 milioni, le Seychelles 42%, il Regno Unito 24,8%, il Bahrain 15,7%, il Cile 14,7%, Stati Uniti ha vaccinato il 12% della popolazione, e non sono i 9 milioni degli israeliani, la Serbia 11,83%, la Turchia, insomma, dove siamo noi alla fine? Dopo Spagna, dopo Germania, dopo Francia, alla fine c'è l'Italia al 3,41% della popolazione. Ma perché l'Europa è quella messa peggio di tutti, cioè il metodo Ursula è una ciofeca pazzesca, cioè non abbiamo i vaccini. Non abbiamo i vaccini in questo paese, e in tutti i 27 dell'Europa non ci sono i vaccini. Ora anche AstraZeneca dice che arriva il 15% in meno delle dosi, no, nei prossimi giorni. Ma guardate che non va meglio Francia, che è al 3,65 della popolazione, la Germania al 3,68, la Spagna al 3,77, cioè siamo i peggiori nel mondo e non abbiamo i vaccini. E a chi non interessa, certo Mary, ma perché non dobbiamo parlare di vaccini? Perché per mettere in protezione la popolazione, Mary, se non vuoi vaccinarti non ti vaccini, molto semplice. E la prossima settimana ci mandano ancora meno vaccini. Brava Antonella, esattamente questo. Terapie intensive, scopri in tempo reale quanti posti sono occupati. Stefano, ho capito bene. Intanto il Veneto, mi pare dal bollettino ancora di questa mattina, che non è arrivato forse, ma ve lo posso dire in tempo reale se c'è, no, è ancora quello di ieri sera, è fermo a 133 terapie intensive tra positivi e
persone guarite, invece di soli positivi in terapia intensiva siamo a 100. Guardate, davvero, io penso e spero che nell'arco di una settimana, 10 giorni, capiremo se siamo vicini a uscirne. Con il caldo speriamo che torni presto. Cosa dice Bonaccini? Che vuole tutta l'Italia arancione. Intanto sul fronte vaccini, Zaia ancora sulla stampa di oggi critica l'Unione Europea e dice: ma noi ci muoviamo perché se quelli stanno fermi che dobbiamo fare? Avete visto forse le interviste ieri su Gazzettino e Corriere del Veneto di questi possibili presunti mediatori? Uno che è passato dal mondo dello spettacolo, oggi fa l'intermediatore, sarebbe quello di AstraZeneca, il messinese indagato. L'altro invece è il bresciano, forse il bresciano che faceva prima spettacolo e dopo è passato a questo lavoro qua, insomma, e non sappiamo che destino ci sarà, ma se ci sono sti vaccini li andiamo a prendere. Perché allora AstraZeneca consegna meno dosi, ne produce meno, o vanno in un altro mercato? Dobbiamo avere una risposta a queste domande o no? Io Marica da immunodepressa lo attendo, se mi chiamano lo faccio di corsa. Certo Marica, immagino benissimo. Alfio, blocca i vaccini chi? I vaccini Galli, va alla corte di Speranza, non solo le mascherine, per alcuni ci sono anche le siringhe, oltre 1200 telefonate e messaggi tra alcuni e Bellotti, il quale era consulente di 3 ministeri. Certo, Alfio, il caso delle mascherine, ma dopo ci arriviamo perché c'è tutto un tema che riguarda la Cina fantastico, là dove siamo andati a comprare le mascherine dopo aver chiesto ai nostri imprenditori di convertire le aziende e abbiamo comprato le mascherine in Cina. Infatti cosa sono? Delle truffe. Di Battista, poi ci arriviamo, vi dicevo di Bonaccini, vuole tutta l'Italia arancione, mentre che dice Toti, governatore della Liguria, ma no, ma facciamo tutti i gialli, e tra l'altro dove ci sono i gialli riapriamo anche qualcosa in più, magari i teatri, cinema, i ristoranti alla sera, quindi sono due regole completamente diverse, due proposte completamente diverse, perché non si sa ancora se ci siano delle possibili nuovi criteri o regole appunto per quanto riguarda le regioni, forse più rigore, potrebbe esserci un arancione plus anche, e la revisione della qualità, diciamo, del contagio ogni 15 giorni per le regioni, e quindi forse appunto criteri più stringenti, come più volte abbiamo detto. Ancora non sapremo e vedremo se scopriremo qualcosa di più domani da questo Consiglio dei Ministri alle 9:30 del mattino, ma non pare che Draghi affronterà questa cosa qui. Dunque, sì, dopo arriviamo anche ai temi veneti. Di Battista ieri ha fatto questa lunga diretta, Violana che dice: io mi vaccino quando toccherà a me. Bonaccini è come Fontana, pensa alla sua regione e basta. Lidia, ciao, buongiorno. Vanno a chi paga di più, dice Antonella, immagino i vaccini. Arcuri che fa? Stefano, è una bella domanda, perché oggi c'è un articolo, mi pare, sul Corriere, dal titolo interessante: silenzio e niente TV, il commissario e la strategia dell'immersione, cioè sparito evidentemente con l'obiettivo, immagino, di restare invece in determinati ruoli. Continuate a chiamarli vaccini, se hanno dichiarato che non è un vaccino. Chi, Maria? Non lo so, francamente sono vaccini. Arcuri e Speranza sono delle ciofeche, dice Paola. Franz, ho rubato gli occhiali a Bonaccini. No, non ho rubato gli occhiali a Bonaccini, sono miei, li ho pagati. Manca la barba in effetti di Bonaccini. Galli, lunedì arancioni, di domenica alla faccia del rispetto per la ristorazione. Gialli al lunedì, arancioni di domenica, dice Stefano, alla faccia della ristorazione. Di Battista fa questa lunga chiacchierata con i suoi fan su Facebook, su Instagram, e di fatto dice: io ci sono ma come non ci fossi, ci sarei ma non ci sono. Cioè è una cosa per cui, di fatto, dice di non essere leader di questi che hanno votato no al governo Draghi, dei tanti che ora rischiano l'espulsione, ai quali suggerisce fate ricorso, comunque bisogna votare su Rousseau, dice Di Battista. Tutto un caso veneto che adesso vi spiegherò perché. Dibba dice: io non faccio il leader, non fondo nessun nuovo movimento, non facciamo nulla, né questa alternativa c'è, non si sa che cosa vuole fare, ma di fatto sostiene di non voler fare il leader, ma di fatto secondo me sarà così, quindi sarà il leader che non vuole fare, ma lui sarà il leader di questa parte, sempre da fuori del Parlamento, no? E poi insiste contro Berlusconi, insiste con tutta una serie di aspetti, e diciamo svela per la prima volta di essere stato richiamato qualche tempo fa dagli amici Gigi Di Maio, da Stefano Patuanelli, da questi qua, anche per un possibile ruolo di ministro in un Conte Ter.
però tutto questo non è avvenuto perché gli avevano giurato: noi sì con Conte, no con Renzi, andremo avanti fino alla fine, e poi in realtà è successo tutt'altro. Bene, chi sono i probi viri che dovranno decidere adesso delle espulsioni di questi grillini che hanno votato no? Gli Alvise Maniero, che domani sera è ospite a Ring alle 21:15, tra gli altri c'è Alvise Maniero, il grillino che sarà espulso dal Movimento 5 Stelle. Bene, è il Veneto, i Veneti, Berti, e un'altra che il Corriere del Veneto definisce Carneade, Raffaella Andreola, che fu presidente del Consiglio anche per un breve periodo a Villorba, in un comune del Trevigiano. Bene, questi devono decidere l'espulsione. Ieri hanno votato, lei pare sia contraria addirittura, invece Berti avrebbe votato per l'espulsione di questi. Berti, l'ex candidato governatore e leader del Movimento 5 Stelle in Veneto, Jacopo Berti, che appunto avrebbe scelto, essendo uno dei probi viri, avrebbe scelto l'allontanamento di questi grillini. Ecco perché c'è molto di Veneto in questo caso dei grillini. La Cina come sta a vaccini? L'ho detto poco fa, ne ha fatti un sacco, ed è a Massimo, è a dov'è la Cina? No, non c'è tra questi? Forse no, non c'è tra questi dell'infografica del Corriere di oggi, non c'è, non l'ho visto. Poi c'è, di solito li mostriamo anche in onda dalle ricostruzioni che fa il gruppo GEDI dell'infografica di tutto il mondo. Le associazioni femminili faranno delle dimostrazioni, bravo Alfio, delle dimostrazioni in solidarietà per la Meloni e in solidarietà chi è, oppure sono di parte, cioè nel senso, qualcuno dirà qualcosa che fa schifo, quello che ha detto il professor Gozzini a Siena, oppure no, siccome è una donna ma è di destra non la calcoliamo e si becca della pesciarola e nessuno dice nulla. Bravo, bella domanda Alfio. Perché non si possono dare le deleghe per produrre vaccini in Italia? Paola, sai da quanto combattiamo qui? L'abbiamo detto a metà dicembre, le royalties le diamo alla Pfizer, che cavolo vogliamo, ma basta che si producano in Italia. È da metà dicembre, però ci vogliono mesi per riconvertire, abbiamo detto, queste aziende. Va bene, potevano farlo. Nirvana, i centri commerciali, perché continuano ad essere chiusi fine settimana? Tutti i negozi chiudono, come si vive per opera dello Spirito Santo? Certo, Nirvana. Infatti Trieste dimostrazione LGBT, ma hanno sentito l'intervista a Bucarella, basta fare propaganda. Ah, ho capito, cioè tu intendi l'intervista che ha fatto Antonio Parisi, il ragazzo aggredito l'altra sera con due amici, appunto, in questa aggressione che ancora non si sa, l'ha detto lui stesso, però se ha sfondo sessuale oppure un'aggressione omofoba, oppure è un'aggressione, diciamo, per una rissa, definiamo banale, ma sbagliatissima ovviamente. Non si sa ancora nulla dei sottosegretari, ci sono molti nomi sul campo, ovviamente. Uno di questi, li abbiamo già detti, Massimo Bitonci, l'economia per quanto riguarda il Veneto. Non vedo sottosegretari all'orizzonte del Friuli Venezia Giulia, ma ci potrebbe essere Coletto, l'ex assessore alla sanità del Veneto, oggi che è in Umbria, e potrebbe rientrare appunto tra i sottosegretari alla sanità. Insomma, tante cose. Le mascherine della Cina, guardate che questa è fantastica, perché dei 500 milioni di dispositivi il 10% è una ciofeca, e parliamo di oltre 50 milioni di dispositivi che sono arrivati alla nostra dogana in Italia con tutte le certificazioni. Peccato che era una truffa. Queste addirittura le FFP2, quante volte ne abbiamo parlato in questi mesi, anche con l'inchiesta di settimana scorsa, con quelle che sono state ritirate dal settore sanitario. Bene, filtravano il 36%, anche le FFP2 invece del 95% previsto, e queste finiscono qui con tutti i criteri, arrivano dalla Cina dove le abbiamo comprate, e poi ovviamente tutti i documenti sono falsi. Caro Vanino, sono andato in trasferta a Milano per una settimana per lavorare, dice Bled, giuro che sono rimasto impressionato, nessuno che teneva la mascherina, sbagliato, bar, ristoranti, hotel, distributori nella regione con più morti al mondo non rispettano le regole. 1000 volte grande Zaia per l'informazione e per aver tenuto bene la situazione in Veneto, te lo dico da grillino. Grande Bledi. Allora, così Bledi ci dice che è un grillino, e evidentemente non lo so, non sono in Lombardia e non ci sono stato in questo periodo. È chiaro che se seduti in teoria si dovrebbe avere, si può stare senza la mascherina. Il problema, parlo evidentemente magari di un ristorante, di un bar, però è vero che spesso ci sono anche bar dove ci sono un po' di troppe persone accalcate, bisogna stare attenti.
Allora, ma qui non voglio fare il censore, voglio semplicemente tornare alla normalità e spero davvero che nell'arco di 10-15 giorni sapremo alla faccia delle varianti, anche perché si sta facendo uno studio, soprattutto in Veneto, proprio per capire se ottobre, novembre, dicembre, quando c'è stata quell'impennata, era variante inglese o meno. Voglio tornare a questi casi molto brevemente perché sono anche terribili, ne abbiamo parlato ieri, ne parleremo oggi nel telegiornale d'Antenna, di fatto di questo papà che si è suicidato con il figlio perché credeva che fosse autistico, appunto, e un bimbo di appena 2 anni, e si è suicidato mentre la mamma era al lavoro, un dramma terribile, lui che appunto aveva paura di consegnare a questo bambino una vita di sofferenze e si è suicidato dopo aver ucciso il bimbo. Ieri una mamma si è lanciata da un ponte a Vidor, nel Trevigiano. Cioè, questi sono gli allarmi che mi preoccupano. C'entra o non c'entra questo clima orrendo nel quale viviamo da un anno? Oggi, un anno, 21 febbraio 2020, 21 febbraio 2021, c'entra o non c'entra? Dobbiamo dare un segnale di speranza, dobbiamo tornare alla normalità, dobbiamo riaprire, dobbiamo vivere e convivere con questo virus e sperare nel bel tempo per tornare ovviamente come è stato l'anno scorso, quando è normale, lo dicono i virologi, non certo non lo dico io, con il caldo ovviamente molte più malattie respiratorie spariscono. Speriamo davvero che si arrivi presto a tutto questo. Un imprenditore di eventi al fermo da un anno, non poteva più creare eventi, ovviamente, non poteva più seguire i concerti, non poteva fare più nulla di tutto ciò, si è suicidato, un giovane di Tribano. E questo è il terzo caso in 24 ore in Veneto. C'entra o non c'entra tutto quello che stiamo vivendo? Non lo so, però è chiaro che questa persona non lavorava da un anno. La Lega stoppa Brugnaro perché sapete che nell'intervista di ieri al Gazzettino, per chi non l'ha letta, di fatto lui lancia un allargamento dei Fucsia, il suo movimento, per poter approdare, lui dice, a qualcos'altro. E qual è questo qualcos'altro? È evidente, vuole fare il candidato governatore alla regione del Veneto dopo Zaia. Un po' i suoi, perché è assessore di Brugnaro, il coordinatore regionale di Forza Italia, non è che può sbugiardare ovviamente l'intento che è chiaro a tutti di Brugnaro, e dice bene, è un federatore molto importante perché oggi siamo nel solco del governo Draghi, quindi del tutti insieme, e Brugnaro va a caccia anche di quelli che magari sono delusi del PD, del Movimento 5 Stelle, potrebbero entrare nei Fucsia allargati. Bene, però poi viene marcato, quindi l'assessore, il bulldog del Veneto, il leghista, che dice si metta il cuore in pace Brugnaro perché presenteremo un altro leghista. E qui diventa molto interessante la sfida, perché è un po' venire allo scoperto. Antonella, dobbiamo aprire, la gente deve lavorare, giusto? Perché viene allo scoperto, ma è un segreto di Pulcinella, sanno tutti che Brugnaro ha questa mira che è quella di fare il governatore dopo Zaia, e la sfida diventa interessante. Tomaello, che è il suo vice sindaco ma è il commissario della Lega a Venezia, dice fantastico, gli darò la tessera della Lega, ma che è veramente una risposta un po' democristiana per dire a Brugnaro: bravo, sei un leghista, ma non è che puoi fare da leghista poi il candidato governatore. C'è una forte depressione, stanno studiando ed è preoccupante. Mi ha colpito moltissimo un pezzo che abbiamo fatto l'altro giorno a Treviso, che si sono riaperti e allargati dei reparti non di psicologia, di psichiatria a Treviso, l'ha detto il direttore Benazzi, quindi dei problemi seri ci sono. Questo mondo ci ha cambiato e ne parliamo tra l'altro questa sera nel documentario di Antena 3 alle 21:15, l'anno del virus. Ciao a tutti, restiamo positivi e buona domenica, positivi cioè allegri. Evviva, ciao, buona giornata.